Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, ognuno ha le proprie passioni, per carità, perfino le proprie perversioni, non vogliamo entrare in ambito psicologico. Da qualche giorno però c'è di nuovo sul tavolo qualcosa che invece riguarda in modo massiccio un ambito politico, istituzionale, anche spionistico, visto la genesi della notizia. Insomma, è tornato prepotentemente d'attualità il dossier spioni. Ricordate quello che parte dall'attività che è evidentemente compulsiva, diciamo, è superiore alla media del finanziere Pasquale Striano, che era deputato a gestire le SOS, le segnalazioni sulle operazioni finanziarie sospette, che in alcuni anni, a cavallo tra il 19 e il 20, effettuò quantità di accessi che riguardavano personalità politiche, ma non solo, dello spettacolo in modo appunto massiccio, sempre con un certo, diciamo, strabismo, a quanto è emerso, con un certo occhio di riguardo via verso esponenti della maggioranza e di centrodestra, e poi non dava di segnalazioni, tra le altre cose, la Procura Nazionale Antimafia, allora guidata da Federico Cafiero De Rao, oggi deputato del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia. E questa, l'allora Procura Antimafia, appunto, dove lavorava De Rao, sembra che avesse una passione marcata per tutte le segnalazioni, soprattutto di queste SOS, che riguardavano potenzialmente la Lega. Ce n'è una in questi giorni, il quotidiano Libero ha fatto un lodevole lavoro d'inchiesta su questo momento anomalo in cui vengono diffuse queste segnalazioni appunto alla Procura Antimafia in modo massiccio e insistente. C'è una che riguarda supposti flussi finanziari della Lega Nord che scomoda una società fiduciaria lussemburghese non meglio specificata. La stessa segnalazione peraltro precisa che le movimentazioni poi non apparirebbero correlate ai fatti ipotizzati, cioè si diffonde veleno sostanzialmente con ben poca ciccia. Rimane il fatto che, per esempio, come scrive Libero, quando De Rao riceve queste segnalazioni, le trasmette d'impulso a 4 procure, non una: Bergamo, Roma, Milano e Genova. Tanto che ci sarebbero, secondo quanto raccontato, ci sono state le reazioni del procuratore di Milano Francesco Greco, che sostanzialmente contestava l'invasione di campo, perché anche in queste ipotesi vaghissime, diciamo, di reato, poi assolutamente sfumate, non erano in ballo questioni di mafia o di terrorismo. Quindi perché le procure italiane venivano inondate di segnalazioni o pseudo segnalazioni che riguardavano la Lega da parte della procura che aveva a capo De Rao, che oggi è un parlamentare del Movimento 5 Stelle e tra l'altro all'epoca dei fatti stava andando in crisi, stava collassando il governo giallo-verde e la Lega di Salvini stava doppiando il Movimento 5 Stelle nei sondaggi. Non c'è bisogno di essere complottisti per farsi delle domande inquietanti sulla tempistica e sulla ratio di tutta questa gigantesca attività di dossieraggio. Aggiungiamo un particolare che particolare non è, visto che ora c'è un'indagine su questi temi. Striano è indagato, anche dei giornalisti del Domani sono indagati come istigatori, dicono gli accusatori, cioè siamo al cortocircuito perché ormai sono i giornali di sinistra che dettano l'agenda a questi spioni, neanche viceversa. Ma in ogni caso c'è questa indagine. De Rao, in quanto ex magistrato che lavorava allora alla Procura Antimafia, viene convocato dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone e come scrive oggi Secchi su Libero, ha già potuto, nella sua qualità di vicepresidente della Commissione Antimafia, consultare gli atti su cui gli fanno le domande. Ma insomma, capite che siamo di fronte a un coacervo di storture che è difficile riepilogare. Le domande inquietanti sono: c'era un'attività mirata di dossieraggio contro il centrodestra e contro la Lega?
Questa attività ha coinvolto personalità anche di spicco che ora siedono in Parlamento nei banchi dell'opposizione politica. Una figura come De Rao, quando viene interrogato sui fatti di allora, li conosce già per il suo ruolo in commissione antimafia, e quindi c'è un gigantesco conflitto di interessi, termine che però per una volta le anime belle non spendono. Capite che siamo veramente di fronte a qualcosa che nel vocabolario italiano più o meno si chiama verminaio. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.